L'epidemia non morde più, ha perso forza e il Veneto può sorridere. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, non succedeva dal 20 agosto dello scorso anno. La vera battaglia ora si combatte nell'organizzazione della campagna vaccinale. La scelta che ha fatto la Regione del Veneto è stata quella di dire sempre ai suoi direttori di provvedere a vaccinazioni con i vaccini AstraZeneca e Johnson Johnson solo a chi ha più di 60 anni. E questo in linea generale, non nella quasi totalità, perché poi le eccezioni ci sono sempre, è avvenuto. Prova ne sia che noi non abbiamo mai fatto i famosi Open Day. È accaduto poi, alla luce anche del decesso che c'è stato ragazzi in Liguria, che è ancora da chiarire per carità, e di altri fatti, di eventi trombotici profondi, eccetera, che il CTS e quindi le autorità regolatrici a livello nazionale abbiano deciso di far scaturire una nuova circolare del Ministro che dice che sotto i 60 anni non si fanno i vaccini a vettore virale, cioè AstraZeneca e Johnson Johnson. Questo lo dice a questo punto in maniera perentoria. Gli under 60 che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca sono circa 36.000 in Veneto. Ora avranno un richiamo con Pfizer o Moderna. C'è ovviamente tutto un problema di riprogrammazione. Diciamo che il rigore che abbiamo tenuto nel scendere con classi di età, vi ricordate quanto ossessionati siamo stati, no? Io avevo 80, 70, 60, 50, 40, senza saperlo ci ha salvato da un guaio che poteva essere molto più grande, perché se noi avessimo fatto, magari come qualche altra regione, saltando dai 70, poi aprivamo i 40 e visto che c'eravamo utilizzavamo un po' di AstraZeneca per avere il magazzino evaso, eccetera. Oggi noi avremmo dei richiami in seconda dose molto più importanti di 36.000 dosi. Questo è il succo del discorso.